Ci troviamo ad avere un'agricoltura che magari era legata a delle regole diciamo che ormai non sono più valide, che erano quelle legate prima alla produzione e poi anche alla PAC intesa quella che abbiamo visto nascere nel 92 e si è portata avanti fino adesso. Non hanno, cioè la PAC, quello che è rimasto della PAC non è più un sostegno al reddito, quello era l'obiettivo iniziale, è diventato un finanziamento a una gestione agroambientale della propria azienda. E questo non è ancora stato percepito, perché il tema era perdere o mantenere questo finanziamento comunitario. Io mi ricordo all'inizio, quando ero tecnico, che alla fine di ogni PAC mi venivano i soci e mi dicevano: ma che sarà ancora la PAC l'anno prossimo? E allora sì, no, perché in effetti si parlava di cose importanti. Ecco, però questo cambiamento che è stato fatto a livello comunitario, il Green Deal, no? Il Farm to Fork, eccetera, eccetera, non è stato capito e digerito dagli agricoltori. Non è una questione di giusto o sbagliato per gli utilizzatori, è per chi ci ha dato i finanziamenti. Loro hanno detto: io ve li do solamente se. Ecco, questo è il tema. E per arrivare poi adesso c'è ancora, sono andate a Chiara a Bruxelles nei giorni scorsi, credo che abbiano parlato di PAC del futuro, nuova quindi visione. forse sei più aggiornata tu di me, magari dopo a pranzo qualcuno ci racconterai qualcosa, però siamo indietro, si sta ragionando ancora di ritornare un po' alle logiche precedenti. Per quello che posso dire anche nell'esperienza di questi anni, io credo che il tema dell'aggregazione sia un tema fondamentale per la sopravvivenza delle nostre aziende. Aggregazione a vari livelli, non solo esclusivamente a livello cooperativistico. E qui già sarei felice se le cooperative di un determinato territorio parlassero fra di loro, ma anche a livello di aziende agricole. Non può più vivere un'azienda che, lasciamo perdere, 10 ettari, 20 ettari, ma un'azienda anche di 40-50 ettari con un'unica persona. Devono fare il salto di qualità, di parlare fra di loro, di trovare un punto di accordo organizzativo e gestionale anche tra gruppi di aziende. Provate a pensare un'azienda di 4, 50, 4 persone che raggiungono i 200 ettari. No, per voi un'azienda di 200 ettari è una bella azienda, no? Che probabilmente questa azienda avrà delle persone che lavorano con loro, dei dipendenti, no? Più membri della stessa famiglia. Ecco, se questi uniscono, che hanno magari un parco macchine disgregato, fatto in un certo modo, unissero le forze per avere un parco macchine efficiente, per avere delle persone che riescono a fare le lavorazioni. Si parlava di mancanza di manodopera, un grande tema questo. No, per avere anche delle persone che portano avanti quello che viene richiesto dalla filiera, cioè il discorso del registro di quaderno di campagna e di tutte quelle informazioni che Barilla o tutte le altre società vogliono istantaneamente un qualcosa che sia a loro disposizione per una persona, magari tra queste 4, che è un po' più, addente, cioè gli piace un po' più stare con le carte, con il computer per fare questo. Ecco, questo secondo me è quello a cui si dovrebbe ragionare.